Il passaggio della 15ª tappa del Giro d'Italia da Fiume Veneto ad Asiago vivrà uno dei momenti più attesi e spettacolari con la salita del Monte Grappa lungo la strada Cadorna che già dal tardo pomeriggio ha il divieto di accesso, esclusi i residenti e i fruitori delle attività economiche con regolare prenotazione. La Corsa Rosa entrerà nel Vicentino dal territorio di Bosso del Grappa, strada provinciale 26. A Romano De Zelino la carovana transiterà per via Dante, piazzale Cadorna, via Marchi, via Meneghetti, via Signori e successivamente salirà per la provinciale 148 Cadorna. Le chiusure saranno presidiate dal personale della polizia locale o dalle forze dell'ordine per evitare soste non autorizzate o impedimenti al transito dei ciclisti. Eventuali mezzi in sosta in aree non autorizzate saranno rimossi. Circa 2 ore e mezza prima del passaggio della gara, indicativamente per Romano dalle 11.15 all'altezza di Piazzale Cadorna, il traffico veicolare sarà completamente sospeso. La riapertura sarà 15 minuti dopo il passaggio del mezzo che decreta la fine corsa, indicativamente le 14.30. Analoghi provvedimenti sono stati presi per la parte trevigiana e il versante feltrino, dove la corsa si dirigerà passando per Fonzaso prima di prendere la salita verso Enego e il traguardo di Asiago, dove le chiusure saranno per la provinciale 76 fino alla serata di domenica. Le limitazioni lungo tutto il tracciato riguardano sia gli orari che le tipologie di mezzi, oltre al divieto di sosta lungo le strade percorse in discesa.